Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane, una puntata speciale. Siamo a Bruxelles davanti il Parlamento Europeo e siamo qui con 40 trevigiani, una delegazione che presenta Tune, un sistema di impresa delle utilities di Marca che sta davvero diventando un modello da esportare. Vediamo il servizio. È una sfida per tutti i paesi dell'Unione Europea, quella in materia di energia e ambiente. Ma quale ruolo rivestono le public utilities in questa transizione energetica? Per rispondere a questa domanda è nata Tune Veneto, rete d'impresa tra 8 utilities che costituisce l'innovativo sistema del nord-est italiano per affrontare il cambiamento. Un modello unico che il 5 febbraio a Bruxelles si è presentato a parlamentari, direzioni generali energia e ambiente, giornalisti, stakeholder e rappresentanti delle istituzioni. Un appuntamento che per la sua rilevanza ha ottenuto il patrocinio della Regione del Veneto e ha visto la presenza del governatore Luca Zaia. Oggi è un momento storico, per la prima volta abbiamo messo assieme tutte le realtà trevigiane, l'intero territorio trevigiano, l'abbiamo portato a Bruxelles e siamo venuti a presentare quello che abbiamo fatto nel nord-est, cioè Tune, l'unica rete d'impresa, l'unica realtà formata da utilities che ha un grande obiettivo, quello di rendere la vita più facile ai cittadini e ai clienti e quello di rendere anche economicamente interessanti i vantaggi nei confronti delle aziende. Sarà un cambio di paradigma totale, per cui l'energia sarà quella del sole sicuramente, ma già i primi messaggi ci arrivano oggi con la mobilità elettrica. Pensiamo ad esempio ai big data, che sono strumenti che oggi sono in mano ai grossi colossi, penso a Google, penso ad Amazon, e invece potrebbero essere gestiti da queste società, portando dei vantaggi economici sia alle società, ancora una volta, sia ai cittadini. Se dovessimo racchiudere in uno slogan diremmo che da soli si fa prima, assieme si fa più strada. È l'ottica di fare questo percorso assieme, è l'ottica dell'economia di scala, ma soprattutto in testa direi è la visione di dare servizi ai cittadini, di non essere l'ufficio complicazioni e affari semplici. Pensare che molti utilities che di fatto rappresentano il pubblico alla fine sono a fianco al cittadino e non sopra il cittadino. A Bruxelles, Tune Veneto ha quindi saputo raccontare un territorio, evidenziando le unicità dell'economia regionale. La straordinarietà dell'economia del Veneto, la peculiarità poi delle nostre imprese, perché mi sono accorto nell'interlocuzione con l'Europa che a volte non viene esattamente capita qual è la nostra realtà produttiva. E poi c'è tutto il tema delle reti di aggregazione di impresa. Tune ne è un esempio straordinario e questa è una peculiarità ancora una volta veneta di sinergia straordinaria fra il mondo della ricerca e quindi dell'università, il mondo dell'impresa e questo sviluppo del concetto di rete che supera anche il distretto industriale. Il Veneto, se continua a mantenere la capacità produttiva che ha e mi permetta anche di dire il coraggio delle decisioni della classe dirigente di questa regione, sarà un Veneto all'avanguardia. E un plauso va al management di questa realtà, perché hanno capito, hanno intuito, bisogna anche essere dei sognatori, è andata bene e quindi un plauso va sicuramente a loro. Davanti a un'Europa che si interroga sempre di più sulla sua identità, è emerso dagli interventi di quasi tutti i relatori che la dimensione locale è quella su cui si possono trovare d'accordo interessi apparentemente contrapposti tra chi attacca l'Europa e chi ne difende l'importanza. Un ottimo esempio di che cosa dovrebbe voler dire fare squadra, fare sistema.